Dopo la riforma credo che si debba superare definitivamente la vecchia denominazione di ufficio di collocamento, anche perché la terminologia ha una sua importanza se vogliamo evidenziare il ruolo diverso ed innovativo dei centri per l'impiego di oggi. Sono dislocati nel territorio regionale, in tutto il territorio e quindi vicini ai cittadini. Sostengono le persone nella ricerca del lavoro e sostengono le aziende nella ricerca del personale più adeguato alle loro esigenze. I servizi offerti dai centri per l'impiego sono numerosi e si può accedere innanzitutto iscrivendosi. Il cittadino in una fase di prima accoglienza è accolto nel centro per l'impiego e invitato a fornire tutte le notizie riguardanti il suo percorso lavorativo e formativo per compilare un primo curriculum, che è la compilazione della prima scheda anagrafico professionale. La fase della prima accoglienza è quella più importante in un centro, perché oltre a fornire le informazioni di carattere generale, è quella in cui si individua il bisogno del cittadino e poi in base al suo bisogno avviene la presa in carico vera e propria attraverso la fornitura di un servizio specifico in base alle sue esigenze. Oltre che i servizi di carattere generale, il centro offre dei servizi specifici, quindi specialistici, riferiti a particolari target e quindi categorie ben determinate, quali per esempio le persone con disabilità, i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro in mobilità, le donne, i giovani o i cittadini che chiedono per esempio un supporto alla creazione di impresa, o gli immigrati. Per tutte queste categorie di cittadini i centri appunto offrono dei servizi specialistici illustrando quello che è il ventaglio delle politiche attive e formative poste in essere a livello regionale e centrale. Faccio un esempio, attualmente ci stiamo concentrando molto sulle misure previste dal programma Garanzia Giovani. Oggi assumono un grande senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, perché si fanno portatori e quindi attuatori delle politiche attive nel territorio. Allo stesso tempo i cittadini devono approcciarsi in maniera differente rispetto al passato e quindi assumere anche loro un ruolo di responsabilità nella ricerca attiva del lavoro. E questo è il senso della riforma e quindi del patto personalizzato della presa in carico che viene stipulato tra cittadino e operatore per l'impiego. È un reciproco prendere impegni. Un altro ruolo fondamentale che sta assumendo il Centro per l'Impiego oggi è quello di favorire e cercare di governare la rete territoriale dei servizi. Che significa questo? Significa mettere al centro la persona all'interno di tutti quei servizi erogati dai comuni, dalla ASL, dall'INPS, dalle scuole, dal mondo delle imprese che tendono a completare in maniera integrata e coordinata il suo percorso di vita e di lavoro. Lo stiamo sperimentando oggi nei centri, penso che sia questa la direzione giusta, attraverso una misura di politica attiva ministeriale che è il REIS, il reddito di inclusione, riferito alle categorie svantaggiate. Quindi si tratta di una presa in carico coordinata ed integrata con gli altri servizi nei territori. Ciao, sono Andrea, ho 27 anni, sono un giovane imprenditore, ho un'attività di noleggio con conducente.
L'azienda nasce circa 5 anni fa, quando avevo 22 anni. Io lavoravo nel mondo degli eventi e ho notato che mancava un servizio che riportava i ragazzi a casa dopo una serata di festa. Un servizio che era presente già da altre parti e la mia idea era quella di portarle anche nella mia città. Dopo il primo periodo però ho pensato di diversificare l'azienda e qui si è evoluta anche nel settore turistico e non solo. Il settore turistico dove mi occupo di portare le persone da aeroporti, porti e stazioni dei treni nelle zone di villeggiatura. Ovviamente entrare in questo mondo non è stato semplice perché c'erano delle persone che lavoravano in questo settore già da parecchio tempo, quindi per questo ho dovuto metterci tanto impegno, ho dovuto crearmi dei canali nuovi, ho partecipato a delle fiere, ho creato un sito web che mi desse più visibilità, ho fatto una buona campagna di social media marketing per pubblicizzare il settore turistico, ma non solo. Dopo i primi anni di attività, quando iniziavo a conoscere il settore, a conoscere come muovermi, ho colto un'opportunità che dava la Regione Sardegna, ho chiesto un aiuto alla Sfirs tramite un bando del microcredito, un finanziamento a tasso zero, accessibile praticamente a tutti. Si inizia a rendere il prestito alla prima rata dopo 6 mesi, quindi questo ha fatto sì che si potessero effettuare tutti gli investimenti e iniziare a rendere il prestito quando già stava fruttando l'investimento. Secondo me la validità vera del microcredito è anche quella di non doversi appoggiare a un istituto bancario ma a un ente pubblico. Quindi non valutano qual è la tua capacità finanziaria di resa, ma qual è la validità del tuo progetto. C'è una vera e propria scommessa dell'istituzione sull'imprenditore, sulla gente. Io adoro viaggiare e quindi penso che tutti abbiano il diritto di viaggiare. Anche per questo ho investito su un pulmino che fosse in grado di trasportare anche i disabili. Ovviamente grazie a questo ha fatto sì che io potessi effettuare servizi di trasporto di persone a 360 gradi. A me piace molto spostarmi nei luoghi in bici, a piedi. Ovviamente non mancano anche i mezzi pubblici, soprattutto per vedere come funzionano. Generalmente non faccio mai viaggi organizzati, mi piace andare un po' all'avventura. A me piace soprattutto vedere le tradizioni e la cultura delle persone del luogo. Mi piace vivere con le persone del luogo e fare quello che fanno le persone del luogo. Il consiglio che do a chiunque voglia aprirsi un'impresa: sceglietevi un lavoro che vi piace, perché dovete essere in grado di lavorare 7 giorni su 7, 15 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Quindi metterci passione, forza di volontà, spirito di sacrificio è fondamentale per far sì che la vostra azienda sia duratura e che cresca nel tempo. Il lavoro è come un viaggio, quindi fatelo con passione e guardandovi intorno. Ciao a tutti e buon lavoro! Cosa vuol dire mettersi in proprio? Mettersi in proprio è innanzitutto la possibilità di realizzare in forma di impresa una tua idea, ossia mettere insieme ciò che sai già fare e ciò che vuoi fare nel tuo futuro lavorativo. Molte persone credono che il primo passo per mettersi in proprio sia avere una buona idea. In realtà il primissimo passo sei tu. Mi spiego meglio, sei tu che devi sentire di volerti mettere in gioco, esplorando quello che sta succedendo nel mondo del lavoro e raccogliendo informazioni su che cosa sta accadendo di nuovo. Bene, supponiamo che tu queste informazioni le abbia già raccolte tutte e che in questo mondo del lavoro voglia già tuffarti.
Che cosa ti manca adesso? È arrivato il momento di trovare la tua idea. Ma dove puoi trovare la tua idea di impresa? Io ti consiglio di andare a pescarla fra le cose che già sai fare e ti piace fare. E poi semplicemente guardati intorno, fatti ispirare dal web o, ancora meglio, lasciati guidare dalla immaginazione, perché è una grandissima alleata quando vogliamo mettere insieme ciò che sappiamo fare con ciò che ci piace fare. Bene, a questo punto qual è il successivo passaggio? Se abbiamo trovato un'idea, dobbiamo verificare che questa idea possa piacere ad altre persone e poi la dobbiamo delineare in un progetto di impresa. Il tuo progetto di impresa infatti ti permetterà di delineare quali sono le attività fondamentali per trasformare la tua idea in realtà e quindi anche di valutare quelle azioni da evitare e quello invece che è meglio fare per avviarla. Per sapere cosa è importante considerare nel passaggio da idea a progetto di impresa, ti invito a guardare il post-it dedicato. Se vuoi avere maggiori informazioni su questo argomento, puoi rivolgerti ai servizi del Centro per l'Impiego più vicino a dove abiti, trovando l'indirizzo qui.